Allora, sarò telegrafico. Data 22 dicembre 2025. Il Movimento Resistere Veneto ha portato in Consiglio regionale una mozione, la prima mozione di Resistere Veneto. Questo è il titolo. Richiesta di estensione alle città metropolitane delle forme e condizioni particolari di autonomie previste per Roma Capitale, con particolare riferimento alla città metropolitana di Venezia. Tradotto, il Resistere Veneto ha chiesto una cosa semplicissima. Dato che per Roma il Parlamento sta forzando la Costituzione per arrivare ad avere di più, in modo tale che Roma possa fare quello che vuole, ha chiesto: perché non anche Venezia? Bene, io ho mandato prima al dottor Lovino, ho mandato un'immagine, puoi farla mandare in onda? Ecco, vediamo se la regia però può mandare in onda quell'immagine dove ci sono tutte le sedute. Benissimo, ora questa a voi dirà nulla, ma è la seduta numero 13 di oggi, dell'Assemblea regionale, dove Resistere Veneto ha portato al voto la richiesta questa, ovvero sia ha chiesto a centrosinistra, anzi alla sinistra, e ha chiesto alla destra, perché di questo stiamo parlando, che sono estremi ma sono identici, ha chiesto di votare per fare in modo che questa mozione venisse portata all'attenzione del Parlamento. Sapete qual è stato il voto del Consiglio regionale? 2 hanno detto di sì e sono i consiglieri regionali di Resistere Veneto, e tutti gli altri, per codardia, si sono astenuti. Non hanno avuto il coraggio di dire sì perché andavano contro i loro partiti, e non hanno avuto il coraggio di dire di no perché si sputtanavano con la città, si sputtanavano con la città metropolitana. Questa è la politica, quindi votare sinistra o votare destra è la stessa minestra. No, fra l'altro mi pare che telegrafico? No, mi pare, Girmo, fra l'altro, che questo è un argomento che è sempre presente in tutti i programmi, mi pare. Tutti dicono faremo, facciamo, e poi al voto si astengono perché sono dei codardi. E la parola codardi l'ho detta scientemente perché non c'è altra spiegazione a questa cosa. Non hanno il coraggio di indispettire le segreterie di partito, ma hanno il terrore di far sapere la verità a voi. Comunque oggi abbiamo fatto informazione.